Oggi siamo sul delta del Po e alle foci del Brenta e del fiume Bacchiglione con gli studenti di ingegneria del Dipartimento di Scienze dell'Università di Padova con il progetto Secure, che è un progetto nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia che raccoglie le conoscenze che si sono sviluppate nell'ambito di altri 3 progetti sempre dell'Interreg Italia-Croazia, che sono il progetto MOST, principalmente le conoscenze del progetto MOST che riguardano il tema dell'intrusione salina e le altre conoscenze sviluppate con il progetto Change We Care e con il progetto Asteris, che si sono occupati di problematiche sull'area costiera analoghe. Ci sono circa 60 studenti che partecipano a questa attività e sono coordinati dai partner italiani del progetto Secure, che sono la Regione del Veneto, l'Università di Padova e il CNR TGG di Padova. La prima tappa della giornata è presso il Museo regionale della bonifica di Cavendramin. Incontriamo i ragazzi qua ed è giusto per chi entra nel delta del Po partire da questa struttura. Cavendramin oggi non è più un impianto idrovoro funzionante, è una testimonianza a tutt'oggi di quello che è stato l'abbassamento graduale del territorio in questa zona, l'effetto della subsidenza. In questo territorio l'acqua non è mai mancata, anzi il problema è sempre stato quello di allontanare la troppa acqua che scende e che circonda il territorio. Da qualche anno a questa parte però l'acqua è sempre meno, le precipitazioni sono in drastico calo e anche i fiumi stanno risentendo di una forte carenza idrica. L'acqua però qua ancora è acqua di mare, è acqua salata che, non trovando più la spinta dei fiumi, risale al contrario il fiume stesso e va ad invadere tutto quello che è l'ambiente di acqua dolce. L'intrusione salina, l'acqua di mare che sostanzialmente si muove nell'entroterra e si muove, essendo più pesante, ovviamente sul basso, scorre sul fondo dei fiumi, ma non solo, perché quella che entra dalla parte dei fiumi è solo una parte, molta entra direttamente dalla costa, sulla falda. Se noi preleviamo acqua con contenuto salino troppo elevato e irrighiamo con quella, sostanzialmente, cosa accade? Accade che il suolo si impregna, sostanzialmente un po' alla volta, e su quel suolo non cresce più nulla. Adesso ci troviamo alla foce del Po di Tolle e quella che è dietro di me è la struttura della barriera antisali. È già installata e la sua azione è quella di contrastare la risalita del cuneo salino. Questa barriera però, progettata tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, è stata dimensionata per un valore di portata minimo di 450 metri cubi al secondo del fiume Po a Ponte Lago Scuro. Oggi che siamo alla metà di aprile il valore è di 350 metri cubi al secondo, quindi ben al di sotto della soglia minima di progetto di questa barriera. Tradotto, con questa poca portata del fiume, questa barriera, questa struttura è totalmente inefficace. Ci sono degli studi, uno di questi è un progetto europeo appena concluso che si chiama MOST e di cui il progetto Secure, che raccoglie oltre al progetto MOST, contributi di altri progetti analoghi fatti in Italia, sta diffondendo o sta cercando di diffondere i risultati, dice che se noi si riesce a creare una bolla d'acqua dolce in superficie, l'agricoltura o quelle che sono le produzioni agricole ne trovano vantaggio. È chiaro però che ci sono 2 problemi: dove trovare quest'acqua dolce e dopo, se quest'acqua dolce è da pompare, bisogna spendere soldi per energia. Questo problema si è cercato di superarlo sostanzialmente cercando di fare derivazioni nei canali di bonifica, cercando di irrigare al meglio questa superficie per creare queste bolle d'acqua. Ci troviamo in questo punto qui sulla mappa che è l'idrovo Raccabianca. L'idrovo Raccabianca è un nodo centrale nella gestione delle acque di tutta questa parte del territorio veneziano.
Tutta quest'area si trova al di sotto del medio mare, quindi ha bisogno di pompe e di canali per essere mantenuta l'asciutta. L'acqua sollevata dall'impianto di bonifica Cabianca di Chioggia viene scaricata in Laguna di Venezia. Questo impianto è uno dei maggiori del Veneto. È capace di sollevare fino a 48 metri cubi al secondo, alla massima potenza. Quest'area è molto vicina alla laguna di Venezia e quindi soffre della problematica della salinizzazione del terreno e delle falde. In quest'area, all'interno di un progetto Interreg finanziato dall'Unione Europea con dei partner croati e dei partner italiani, ha testato la possibilità di mitigare l'intrusione salina, la salinizzazione del terreno e delle falde nell'area del consorzio. Intrusione salina che deriva dal fatto che siamo molto vicini alla laguna di Venezia e quindi, essendo il terreno al di sotto del livello del mare, l'acqua salata dal fondo della laguna e dal fondale dei fiumi risale e entra nel territorio agricolo. All'interno di questo progetto quello che abbiamo fatto è quello di andare ad inserire un dreno che corre lungo un paleoalveo sabbioso che attraversa questo lembo di territorio con direzione principalmente da nord a sud e che andiamo a riempire con dell'acqua dolce che preleviamo dal canal morto. Quindi l'acqua dolce del canale del consorzio di bonifica viene immessa nel terreno attraverso un dreno che è stato realizzato ad hoc, di proposito, posizionato a 1 metro, 1,5 metri di profondità. Il progetto ha testato l'efficacia di questa metodologia. Abbiamo visto dei risultati, non abbiamo un effetto a grande scala, ma l'effetto benefico che si ha sulla riduzione della concentrazione di sale nel terreno e nell'acqua di falda è comunque presente dove all'interno di questi paleoalvei, all'interno dei quali possiamo andare in qualche modo a ricaricarli di acqua dolce prelevata dalla rete consortile.